God Save the Wine, è partita Satisfaction in questo momento, proviamo a star fermi, giusto perché c'è il vino qui e siamo qui con Tenute Casadei, siamo a capire cosa c'è di rock in questa azienda. Il tuo vino più rock? Allora, direi tutti e tre i nostri vini sono molto rock nella loro particolarità. In realtà presentiamo una selezione di 3 vini prodotti in 2 delle tre nostre aziende. E a Suvereto presentiamo il Sogno Mediterraneo, che è un blend piuttosto originale perché è Syrah, Grenache e Mourvèdre. C'è quindi anche una copertina molto rock, questo angelo, queste ali, insomma questo se io dovessi fare un CD il primo sarebbe stato. Esattamente, sì, si presterebbe molto. E poi abbiamo un altro vino che è sicuramente originale per la nostra zona, perché è un metodo classico prodotto al Castello del Trebbio, quindi alla Ruffina. Santa Brigida, sì, alla Ruffina. E però se devo sceglierne uno per l'occasione, visto che fra l'altro è un'anteprima, si può dire, sceglierei il Sangiovese che facciamo al Castello del Trebbio, vinificato e anfinato in anfora. Quindi roccia per roccia. Sì, roccia per roccia. In realtà l'anfora per certi versi non ha molto a che fare con il rock e quindi con il ritmo, perché insomma è la naturalità e il rispetto dei cicli della natura, però per altri versi abbiamo detto te rock, roccia, più roccia di così, e poi comunque il rock, la musica, come dire, uno permette di dar sfogo ai propri istinti naturali, no? Uno sente sta musica, viene a ballare, viene a muoversi, e così con quel vino, no? Certamente, sì, assolutamente. Io ecco, questo vino l'ho assaggiato qualche settimana fa, lo riassaggio volentieri, e quindi ecco, approfittiamone per ridire un po' cos'è che dà l'anfora al vino, cosa non dà. Allora, la particolarità dell'anfora è che ha la caratteristica di esaltare le caratteristiche del vitigno e del terroir, quindi l'anfora non aggiunge niente, esalta quello che di buono c'è da esaltare, e nel caso non ci sia di buono esalta quello che c'è. Sì. Ed eventualmente esalta i difetti, quindi giustamente loro hanno una linea intera che fa le anfore, quindi Vermentino in Sardegna, Syrah in Maremma, addirittura il Plavazmali in Montenegro, e dalle nostre parti il Sangiovese alla Rufina, che quindi è un qualcosa che si può esaltare tranquillamente. Esattamente, tra l'altro è chiaramente è un grande Sangiovese ed è un grande anche in anfora. Grazie mille. God Save the Wine.